Buongiorno, io sono Vez e benvenuti in questo speciale di Natale. Io spero che il microfono si senta perché non è agganciato come al solito. Questo non sarà un video normale. Ho cercato il maglione più trash possibile, natalizio. Erano quasi tutti esauriti in negozio, ho trovato questa cosa fantastica con gli sciatori. È bellissimo. Oggi, come avete potuto vedere, sarà un video molto easy, molto tranquillo, nel quale vi dirò un paio di chicche sul Natale, basta. Ok, ora va molto meglio. Non si può parlare di Natale se non iniziamo dal cibo. Essendo io emiliano, esiste tipicamente un primo piatto assolutamente imprescindibile per queste feste, i tortellini. In realtà i tortellini sono nati a Castelfranco, che formalmente è provincia di Modena, però da sempre vengono contesi tra Modena e Bologna. E le dispute per attribuirsi la paternità di questo piatto non ve le sto neanche a raccontare, sono un'infinità. Ma questa cosa ha un sonaglietto, è bellissimo. È un po' come la disputa tra Reggio Emilia e Parma per capire chi ha effettivamente la paternità sul parmigiano reggiano. Ma questo non vuole essere un video sul cibo, quindi ci fermiamo qui. Voi che cosa mangiate come primo piatto a Natale? Scrivetemelo nei commenti. Ok, facciamo i seri per un minuto e parliamo del Natale da un punto di vista economico, perché questo è pur sempre un canale di divulgazione economica, non ce lo scordiamo. La portata di questo evento a livello economico la si può tranquillamente dedurre dal fatto che esistono aziende come ad esempio Bauli, faccio un esempio a caso, che basano tutta la loro produzione o comunque la stragrande maggioranza della loro produzione in questo periodo dell'anno grazie alle feste. Queste aziende sono molto stagionali, questo significa che in questo periodo lavorano un sacco, veramente tanto, e fatturano anche un sacco, il resto dell'anno quasi nulla. E questo, se ci pensate, significa che un solo evento come il Natale può far fatturare milioni ad un'azienda. Dato che abbiamo parlato di Bauli, diciamo anche qualche dato. L'anno scorso, nel 2018, hanno fatto un fatturato di 473 milioni di euro con un utile di 10 milioni di euro. Come direbbero loro, a Natale puoi. Ovviamente se non sai che cosa sono utile e fatturato, c'è il video qui in alto a destra, ormai lo linko quasi sempre. Quindi dalla tradizione natalizia derivano anche dolci specifici di questo periodo che hanno un mercato dietro enorme. Ora però guardiamo il Natale dal punto di vista economico delle famiglie. Grazie ad un sondaggio che si è condotto nel 2018 su 9.000 persone in 10 paesi europei, si è venuto a sapere che mediamente ogni famiglia spende 456 euro ogni Natale. Il dato in Italia è ancora più alto, probabilmente perché il Natale da noi è molto sentito, e si aggira attorno ai 541 euro mediamente per cene, viaggi, spese varie natalizie. Questo significa che, essendo noi italiani in circa 26 milioni di famiglie, se i dati sono corretti, stando al sondaggio, in realtà non è molto indicativo perché sono 9.000 persone il sondaggio, stando a questo sondaggio sarebbero 14 miliardi di euro spesi per il Natale. Se fossero veri sarebbero realmente dei numeri impressionanti. Tuttavia questa è solo una stima, quindi non sappiamo quale sia il dato reale. Tutto questo però potrebbe essere anche incentivato dal fatto che nel mese di dicembre si percepisce la 13ª. Avevo detto che sarebbe stato un video molto rilassato, quindi non entrerò nei dettagli, non vi preoccupate. Quindi per tornare un po' più leggeri, pausa grissino e poi vi do un aneddoto sulla regina d'Inghilterra. Il Sun, che è uno dei maggiori quotidiani anglosassoni, ha stimato più o meno quanto spende la regina Elisabetta per i regali di Natale. Ebbene si stima che spenda 30.000 sterline all'anno per fare regali ai suoi collaboratori più stretti e alla famiglia. Fa in tutto 620 regali più o meno. Il Sun però non si è fermato a questo dato. Ha persino calcolato quanto spende mediamente la regina per ogni regalo. Scommetto che non ci crederete, spende più o meno 48 sterline a regalo, più o meno 50 euro. In conclusione a questo video, la morale è questa. Anche la regina, come le vostre nonne, vi sgancia il cinquantone a Natale. Anche questo video è giunto al termine, io spero vi sia piaciuto e vi auguro buon Natale e, a chi non crede, buone feste. Quindi ora, come sempre, se vi è piaciuto il video lasciate like, commentate, condividete, iscrivetevi e attivate la campanellina, ma soprattutto, come sempre, tra poco appariranno degli altri riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a vederli.